Stampare dall'inizio che me lo faccio dare da Lisa, la mia cugina. Che sa Teresa Pizzi? Se Pugliunta, la Risogliana, Papurizzi, che prima non la cantavano. No, che cantavano. A cantavano di Delle. No, A cantavano di Delle. sì, appunto. Però c'era anche quelli no. Però voglio dire, in altro luogo la cantavano la Risogliana, Papurizzi, che prima se Pugliunta, per dire, infatti, non si La faccio dire a te allora. Qua c'è Mario che le conosce tutte e due. Stagioni. Mamma tira, vive sulla rizzottina, poi padrone, alla carica di padrone, poi padrone, alla carica di padrone. Mamma tira, vive sulla rizzottina, mamma tira, vive sulla rizzottina. Poi padrone, alla carica di padrone, poi padrone, alla carica di padrone. Buonasera, benvenuti all'incontro personalmente della Sassavelli. Antonio Arca introdurrà l'incontro con delle notizie, scusate, con delle notizie sugli ospiti e sull'incontro della sua copula. Buongiorno a tutti. Vedendo de copula devo fare dovrò il locutorismo. Scusate, ma su Tattaresu non lo pratico. E questo attobbio di oggi è l'intro del suo ciclo che abbiamo pensato con i suoi amici che sono in Sardo Smeggius e grazie a messaggerie sarde e ogni penultimo che napura di ogni mese faremo un attobbio che può essere presentata da un libro o si incontra con un autore, un poeta, un narratore o un tema. Però abbiamo pensato di fare del questo, sul tema della copula, che è una tradizione musicale e poetica antica meda. Noi scriviamo esattamente quando è in noi ha incominciato, però francamente non penso che sia importante dello dimostrare o dello scoprire ora. La cosa sicura è che questa parola può venire dal suo latino copula e sia praticata come forma poetica e musicale già dai suoi trovadores provenzales. E per non firmare a area storica, culturale, politica, come crediamo noi, della Sardegna, abbiamo a cominciare con la cobla catalana. In catalano la parola è cobla e in castigliano copla. E tanto la cobla catalana comincia con la cobla provenzale. E la cosa interessante è che questa tradizione di fare cantone della cobla è viva o puro, e sta narrando che va cantanti di oggi che pongono in musica coplas medievales. Per narrare una delle più famose è una copla di Ausias Marc, un poeta valenziano nascido sul 1397 e morto sul 1459, che in mezzo di un montone di coplas che è scritto Vidantuna Vela Sivens, che è una famosa cantone catalana di oggi, musicata da su poeta, attore e cantante Ovidio Mugliò. Mi fa piacere della leggere tutta, però no, non ve la leggo. E per narrare che questa continuità di questa copla medievale con noi esiste confermata. In dia di oggi in Catalogna questa copla è più
la copla più famata è la intro de sa sardana, no? Su ballo tundu che fa che so catalanos. Però la copla è sfamata fino in Castiglia e va differenza manna entre sa copla andalusa, sa copla castigliana, eccetera. Batto una poesia famata meda di Manuel Machado, su frate di Antonio Machado, e su titolo La copla. Y comienza Gay, hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Esta narra che una copula può essere copula, bisogna che sul popolo questa gente la cante. Però, quando sul popolo la canta, quando la gente la canta, l'autore di questa copula non esiste bruso. Quello che narra che si fa il patrimonio di tutto. E la copula più sfamata storicamente che teniamo in Sardegna è la copula nata la conquista dei francesi. È in catalano di Saliguera e ogni anno, su 6 di maggio di ogni anno, dai su 1402 fino alla fine del 700, in Saliguera si cantava in chiesa, la copla dei francesi. Si lamentaia sul fatto importante della difesa che i saligheresi hanno fatto contro il suo visconte di Narbona. E questa copla che ogni anno i saligheresi in chiesa con su piscamo cantavano e poi facevano questa processione e simulavano tutta questa guerra che vi è stata, è la regione della inimistà tra Alighiera e Tartari. Proite in questa copula si narra questo: o traidors de Sassaresus, ara nos caldrà clamar che los vostres amics francesos sono venuti a visitare. E poi questa copula acaba gai: muiran los francesos e i traidors del Sassaresus. E sta narra che su piscamo di Saliguera ogni anno, sul 6 di maggio, convidava tutti i saligheresi a odiare i tattaresi con una bella copula. E noi sul tema di oggi è questo, però la ponata dovrà significare una cosa importante, che questa copula sempre esistata in tutta la Sardegna e fia una cosa popolare, serviva non solo però su chi na museo, questa versione moderna che facciamo concretamente, ma fino a però creare un animus, no? Un'identità del luogo. E sul fatto più importante per i saligheresi, Deo so di Saliguera, tanto lo può tornare bene, fia questo di tenere un nemico come a Bighino, non è questo nemico fia sono tattaresi. Poi la verità è che non fia nemico, poi penso di difendere ancora di questa cosa e di questa amistà che invece tra Salighero e Tartari. Beh, tanto passo la parola immediatamente a Giannicola Spano, professore, musicologo, professore all'Università di Tartari, al suo conservatorio, che penso che non usate a fare della questione musicale, no? Dessa copula, o non solo questo, però. Bene, ringrazio anzitutto di questo graditissimo invito. Mi sento un po' nella fossa dei leoni, ovviamente, non essendo sassarese, a dover parlare di un genere così, diciamo, vivo e, come dire, vissuto qua a Sassari. Per cui, dovendo scegliere, come dire, un argomento che mi mettesse in qualche modo anche al riparo devo dire, da una serie, come dire, ovviamente vuol dire che da questo punto di vista sicuramente sia nell'ambito musicale sia dal punto di vista dei testi chi mi sta ascoltando potrebbe sicuramente illustrare a me le caratteristiche e la storia della gobula. Per cui ho pensato piuttosto, ecco, di soffermarmi su questioni così che riguardano non tanto i testi
no? Non tanto neanche la musica ben studiata e conosciuta da Pietro Sassu a partire dalla sua monografia del 1968, che in qualche modo poi è stata ripresa nella sua ultima pubblicazione su Sassari, appunto Voci di Sassari, che vediamo qua sul tavolo. Ma vorrei piuttosto così porre l'attenzione sull'aspetto rituale della gobula, ovvero sia la gobula non è solamente una forma di espressione, di comunicazione così importante per i sassaresi, non è solamente un motivo identitario popolare, ma anche poi adottato dalle classi borghesi, dalle eliti nell'Ottocento, che fanno della gobula a Sassari una forma poetica elevata in qualche modo, ricca anche di significati, di contenuti colti, estremamente raffinati, in qualche modo nobilitando, come era tipico in una certa cultura ottocentesca, una delle forme popolari, e ne testimonia tutta la produzione anche, come dire, sulla poesia, a partire dallo Spano, ai vari studiosi, quello di prendere la cultura popolare sarda e nobilitarla, dargli, come dire, una veste più raffinata e più accurata. Quindi non è solamente una forma poetica, poi diciamo semicolta o semipopolare la gobula, ma ha sicuramente un fondamento, e su questo vorrei soffermarmi, di tipo rituale. La gobula è anzitutto un rito, non dobbiamo dimenticarlo, perché effettivamente questa come dire, trasposizione poetica, lo studio musicale che è stato fatto sulla gobula ha fatto dimenticare o fa passare in secondo piano quelle che sono le componenti forse più ancestrali, più antiche, che riportano la gobula alla ritualità, e specificamente alla ritualità che accompagnava nelle società agrarie antiche, pagane, possiamo usare questo termine, che accompagnava il passaggio, no, dall'anno all'altro, accompagnava la fine del tempo, accompagnava il solstizio d'inverno, ovviamente, e quindi la gobula aveva una funzione rituale, una funzione magica, una funzione apotropaica. Quindi vorrei soffermarmi su questo aspetto, se vi può far piacere, perché magari posso così fare qualche riflessione, qualche osservazione così poco nota, ecco, perché ripeto, è un aspetto poco studiato, quello cioè delle questue rituali. La gobula trova la sua origine anzitutto, la gobula sassarese, stiamo parlando essenzialmente di questo, come un canto di questua. Una questua non ovviamente una questua non finalizzata all'acquisizione di beni, no? Perché poi i beni che venivano richiesti erano ben poca roba, era qualche fico secco, mandorle, noci, erano qualche soldino quando si poteva avere, quant'altro. Quindi non è una questua finalizzata oppure una questua, come si capita spesso in Sardegna, finalizzata alla celebrazione di una festa o quant'altro. Era una festa che si risolveva, una questua, scusate, che si risolveva nell'atto stesso del suo svolgimento. Una questua rituale, una questua che aveva una forte, come dire, connotazione magico-apotropaica, nei termini che andrò adesso a illustrare brevemente. Nelle società antiche l'anno era considerato, diviso in varie stagioni, e la fine dell'anno era sicuramente il periodo più sensibile, il periodo che andava accompagnato, come dice Van Gennep, un importantissimo antropologo belga, come diceva, da dei riti particolari di propiziazione, dei riti che segnavano il passaggio da un anno all'altro. Per la fine dell'anno era considerato la rigenerazione del tempo, un tempo passava, una stagione finiva, un periodo si concludeva e ne iniziava uno nuovo. In questo inizio il tempo, come dice Antonino Butita, si rigenera, il tempo rinasce, c'è il rito della morte che però coincide perfettamente con quello della rinascita. Nelle società antiche, nelle società rurali e nelle società pagane, questo era un momento estremamente sensibile, che, ripeto, andava accompagnato con particolari rituali propiziatori. Tra questi appunto la nostra gobula, tra questi appunto le questue rituali. No?
quali sono gli elementi caratterizzanti la gobula come rituale, gli elementi caratterizzanti la gobula come quindi cerimonia, possiamo dire? Anzitutto teniamo in presente il periodo, l'ho già accennato prima, la gobula, come già ci testimonia lo Spano, che è stato il primo nel 1840 a parlare di gobula, tra l'altro il primo a darci la prima attestazione del termine gobula, perché altrimenti lui la chiama gobula o cobula, così in qualche modo avvicinandosi anche a quello che è il genere italiano, nel senso che, qua adesso non vorrei entrare così in polemica con il professor Arca, in effetti esiste anche in italiano il termine cobola o gobbola, no? Che secondo il dizionario della Crusca del 1750 circa comprende delle composizioni a versi, diciamo, abbinati, accoppiati semplicemente, in fondo come la nostra gobbola. Quindi esiste anche la cobbola italiana, no? Già ovviamente gli studiosi la riferiscono poi anch'essa, hanno origine provenzale, analoga a quella alle coblas o le coplas castigliane o catalane, quindi intesa come componimento fatto diverso. Quindi dicevo, lo Spano ne parla nel 1840, ma non entrano in questioni di metrica e poetica, piuttosto lo Spano già ci fa capire, ci dice che il periodo nel quale si svolgono si cantano, si recitano queste cobole, è quello compreso tra il Natale e l'Epifania, no? Ed in questa occasione ci dice lui in ortografia sarda nazionale 1840, ci dice che dice, scusate un attimo, molto in uso è anche una specie di canzonetta encomiastica chiamata gobula, stanza di versi che sogliono cantarsi dal volgo in occasione di qualche festività come del Natale o del Capodanno, dell'Epifania, eccetera, adattandola anche al bernesco nelle odie epitalamiche, quindi aveva anche una funzione come canto nuziale, quindi sempre però nell'area della beneaugurale, possiamo dire. Uno che il cantore o il poeta fa di capo e gli altri di compagnia, che può dirsi il coro, ripetono la rima pronunciata versicolo, cioè versicolo a versicolo dal cantore. L'accordo è semplicissimo, il primo col secondo, il quarto col quinto, il terzo col quarto, il quarto col quinto, eccetera, eccetera. Cioè a coppie, diciamo, l'abbinamento vuol dire in pratica una composizione per lo Spano a rima baciata, no? L'accoppiamento del rime intende ovviamente. Quest'uso specialmente vige in Sassari e per l'ordinario solo in dialetto sassarese, ma pure si è esteso in altri villaggi, quindi fotografa lo Spano nel 1840 una situazione abbastanza fedele, credo tutto sommato anche ben nota a tutti quanti, a chi conosce le gobule, cioè il fatto che siano cantate nel periodo, diciamo, compreso tra Natale e Capodanno. Poi potremmo anche parlare dell'estensione, ma che ha una diversa funzione, già attestata anche dalla letteratura, nel Carnevale, ma questo è un altro, diciamo, esce un po' al di fuori del nostro, diciamo, discorso specifico. La gobula, diciamo, carnevalesca rappresenta un po' una variante rituale rispetto invece a quella legata alla fine dell'anno. Dicevo, quindi, già lo Spano ci fa capire che il periodo è quello tra Natale e Capodanno, è un canto di questua, l'altro elemento rituale, e poi un'altra cosa importante, no, è l'aspetto infantile della gobula, cioè alla fine, no, è significativo il verso che, vabbè, tutti quanti conosciamo, semu pizzini minori, portemu una manna, siamo bambini piccoli, no, ovviamente non sono bambini piccoli, ma c'è un travestimento, ecco, non voglio dire che la gobula è un canto di bambini, è un canto di adulti che però fingono, no, di essere bambini e fanno quello che fanno i bambini, e quello che fanno i bambini in tanti altri paesi della Sardegna in quei giorni. Basti pensare alla Candelaria, per esempio, che si fa Orgosolo, alla Candelaria che si fa Orgosolo, scusa, e tanti altri casi in cui sono i bambini ad andare a chiedere i fichi secchi, e chiedere i fichi secchi, le frutta secche e quant'altro. Quindi in qualche modo anche a Sassari non lo fanno i bambini, per quanto mi risulta, lo fanno degli adulti che in qualche modo fingono per i gesti, anche se non ci fosse questo testo che è in qualche modo emblematico, storico, semu pizzini minori, ma in qualche modo
sono dei grandi che si travestono per l'occasione da bambini. Anche il travestimento, secondo il Vangelo, è un elemento importante dei riti di passaggio, anche in questo senso. E dicevo quindi l'aspetto infantile, e poi soprattutto anche nei testi c'è un significato augurale, nel senso che c'è sempre un augurio di qualcosa, no? Lasciamo perdere adesso, poi la gobula che invece diventa satira, diventa altro, la consideriamo quasi come una variazione. Io parlo della gobula rituale in questo momento, no? Poi abbiamo la gobula diventa anche una forma di poesia autonoma, in qualche modo, che esce al di là della ritualità. Non vorrei essere frainteso in questo. Io parlo della gobula come rituale, la gobula classica, no? I tre re e tutto quanto ciò che è legato alla settimana di Natale, 15 giorni tra Natale più o meno e l'Epifania. Allora, dunque, affrontiamoli brevemente uno per uno questi argomenti. Ripeto, calendario, la questua rituale e l'aspetto legato alla infanzia, oltre che i versi augurali che sono tipici delle copule. Il periodo, dicevo prima, è un periodo sensibile, un periodo che segna il passaggio di morte e rigenerazione tra anno che muore e anno che rinizia. Non è un caso, appunto, è posta nel solstizio d'inverno, il momento in cui, diciamo, di maggiore distanza della Terra, possiamo dire, dal Sole. Di fatto non è così, di maggiore inclinazione dell'asse terrestre, che provoca in qualche modo è il punto in cui l'asse terrestre è più distante, quindi c'è una distanza, non dico reale, no, ma diciamo visuale in qualche modo rispetto al Sole. Quindi è il momento in cui diciamo, la Terra è meno, diciamo, vitale nel solstizio. E quindi questo momento faceva pensare nelle culture antiche, nelle culture celtiche, ma anche in quelle latine, in quelle mediterranee più in generale, faceva pensare a un momento in qualche modo di passaggio, di conclusione di un ciclo, perché poi al momento successivo sarebbe iniziato un ciclo nuovo. Quindi il tempo si conclude e si rigenera, come dicevo prima. Il tempo, in greco chronos, deriva non altro dal verbo kranai, che vuol dire compiersi. Quindi il tempo uguale compimento, no? Come si compie qualcosa. Ecco, si compie qualcosa nella cultura antica nel giorno del solstizio d'inverno. Muore la vegetazione e muore anche il tempo. È un momento che in tutte le culture andava segnato con una certa cura, ripeto prima, anche perché si pensava che in questo momento venissero fuori dalla terra i morti. Noi abbiamo diciamo, dell'aldilà, le culture, diciamo, la cultura cristiana ha portato una concezione come l'aldilà come qualcosa di lontano rispetto a noi. Per le popolazioni antiche sicuramente l'aldilà era un qualcosa che stava più in stretto contatto con i vivi. Tuttavia però questo rovesciamento, questa possibilità che ci fosse un contatto morti-vivi sicuramente spaventava molto gli antichi, per cui i morti andavano in qualche modo propiziati. C'è da dire anche una cosa importante in questo senso, che quello che io sto dicendo adesso per il solstizio d'inverno, di fatto poi è stato studiato abbondantemente da Mircea Eliade nei riti appunto della morte, trova, a seconda delle latitudini, dei climi, anche delle tipologie diciamo, di anno agrario, trova dei tempi diversi, no? Per cui quello che dico adesso possiamo applicarlo anche ad Halloween, come quindi al 30 di ottobre, oppure al 1 di novembre, no? Che segna per noi il giorno, la vigilia del giorno dei morti, con tutti i rituali che in Sardegna sono così diffusi, che sono sempre legati su qualcosa, sulla questua, anche quelli, su mortu mortu, no? Sulla questua rituale, ancora una volta, e su questa paura, possiamo dire, ma anche come dire, aspettativa di un ritorno dei morti nel regno dei vivi. Quindi diciamo quello che dico possiamo trovare alcune date. Ho detto già prima il 30 ottobre, corrispondente ad Halloween, un giorno dopo il primo 2 novembre nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni anche sarde. Possiamo trovare per il sud Italia, per esempio, il San Nicola, il 6 dicembre, ovviamente, da cui San Nicola peraltro nasce
il Santa Claus, che è il Babbo Natale, poi che in qualche modo è il protettore, quello che dà i doni per eccellenza, quindi c'è tutto un collegamento abbastanza stretto con quello. In altre culture nel meridione è Santa Lucia, la santa della luce, quindi c'è tutto legato alla propiziazione e all'avvento quindi della luce. E non dimentichiamo, ultimo, anche che il Natale, il 25 dicembre, no? Non è esattamente il compleanno di Gesù, ma è una data che nei primi secoli del cristianesimo si è consolidata, il 25 dicembre, sostituendo quello che nell'antichità era il Dies Solis Invicti, cioè il giorno del sole invincibile, si festeggiava il sole, quindi ovviamente c'è stata una sovrapposizione culturale, no, tra la cristianità e un culto pagano che festeggiava il sole che invitto, cioè non vinto, rinasceva dopo la sua morte in qualche modo, il che simbolicamente ben si prestava ad accogliere anche il messaggio cristiano, quindi la nascita di Gesù come il sole che porta la luce sul mondo. Quindi c'è stato un chiaro esempio di rifunzionalizzazione di un rito pagano. Quindi il periodo è questo, un periodo sensibile, un periodo, dicevo prima, che va accompagnato con dei rituali che servono essenzialmente a placare queste entità, no, oscure dell'oltretomba, i morti possiamo dire, che minacciano in un certo senso il mondo dei vivi, e si placano mediante delle offerte. Si placano mediante l'offerta, mediante delle offerte votive. Nel mondo antico l'offerta era una componente essenziale della religiosità, no? Si offriva per propiziare la divinità, si facevano sacrifici, no? Sappiamo benissimo, non sto qua a spiegarlo. Il sacrificio era una forma molto diffusa di religiosità, quindi si dona per avere. Ora, in questo caso la questua è un donare per ricevere, cioè è un donare un qualcosa, privarsi di qualcosa anche simbolicamente, no? Per poter avere benessere, fortuna e quant'altro. È un po' la mentalità, possiamo dire, anche del mondo pagano, dove si offriva, o del mondo pagano, ma anche del mondo ebraico sicuramente, no? Pensate a tutti i racconti di sacrifici nella Bibbia, dove si offriva non il peggio, no? E Caino e Abele lo dimostrano, non si offriva il peggio del gregge, ma il primogenito, il vitello più grasso, l'agnello più grasso, perché ovviamente maggiore era la privazione, migliori sarebbero stati i risultati di questo sacrificium, di questo perdere qualcosa per ottenere. Quindi c'era questo, alla base della questua c'è proprio questa dare per ricevere, un rapporto di do ut des, che simbolicamente appunto io do qualcosa del mio, di quello che ho in casa per avere un vantaggio. E questo è l'aspetto importante, la questua rituale in fondo è un donare, è un sacrificio di qualcosa per avere qualcosa in cambio. Ma a chi lo diamo? A chi viene offerto qualcosa? Ovviamente nella impossibilità di offrire direttamente al defunto, al rappresentante dell'oltretomba, si è sviluppata, diciamo, l'idea che si potesse offrire questo a dei bambini. Allora, questo può sembrare la cosa forse più sconvolgente, no? La cosa più curiosa, perché il bambino, no, che è appena nato lo associamo, no, all'immagine dei defunti. Questa può essere una cosa più difficile da digerire di quello che sto dicendo, probabilmente qualcuno penserà che non ho bevuto niente, ho bevuto solamente l'acqua, anzi neanche quello, adesso verrò. Però questo può sembrare assolutamente strano, perché il bambino può essere rappresentato, cioè può essere rappresentante del regno dell'oltretomba? Perché nelle società antiche il bambino era al di fuori della società degli adulti, infatti c'era bisogno di riti di passaggio, no? Di iniziazione per passare dalla fase dell'infanzia alla fase all'età adulta ed entrare nella società. In tutte le società, in qualche modo, abbiamo dei riti di iniziazione. Le società, diciamo, a struttura primitiva, non le vediamo, sono dei riti spesso molto complessi, che richiedono proprio anche tutta una trasformazione, un travestimento, digiuni, di tante cose. Nella nostra società cristiana questi riti di iniziazione, in qualche modo, possono corrispondere, rifunzionalizzati, al rito della cresima, dove uno diventa adulto nella fede, ma in qualche modo diventa già un adulto, e quindi un momento in cui uno entra
società dei grandi, degli adulti, no? Poi le nostre culture tradizionali hanno sviluppato anch'essi, in forma forse meno evidente, dei riti di iniziazione che segnavano il passaggio proprio dall'età infantile a quella adulta. Ora, questo periodo quindi dell'infanzia è considerato dagli studiosi di storia delle religioni, dagli antropologi, una fase di liminalità. No? Spiego il concetto di liminalità, che deriva dal latino limen, che vuol dire soglia, un momento in cui uno entra e non è né carne né pesce, possiamo dire. Il bambino è ancora un qualcosa che è venuto da un altro mondo, no? È venuto ancora e non si è ancora formato come cittadino, come membro della società, ma è in una fase ancora, come dire, di passaggio, una fase ancora iniziale. E quindi questa fase lo rendeva, secondo quanto affermano gli antropologi, in primo luogo Mircea Eliade, lo poneva quindi in qualche modo come un essere, diciamo, a cavallo, un essere al limite, un essere di confine, no? Tra il mondo, così come lo conosciamo noi, e un mondo che è l'altro mondo, un mondo che sta oltre, l'oltremondo, possiamo dire. E quindi a questo punto stabilita questa relazione che ho illustrato, effettivamente dare l'offerta al bambino, no? Era in qualche modo era un po' darla ai defunti, no? E questo in tutte le culture, in molte zone della Sardegna, il bambino in questo caso va a chiedere l'offerta per il morto, su morto, no? Il bambino quindi va a chiedere l'offerta per il morto. Il bambino ad Olgoso si usa un sacco bianco, per esempio, per andare a raccogliere queste offerte, perché il bambino va vestito di bianco, perché è il colore della morte, no? Della esanimità. È un colore che in qualche modo riporta, ripeto, sembra curioso, ma di fatto antropologicamente ha questa importante funzione. Le stesse zucche vuote che Le si stesse usano sono quelle, certo, voglio dire, certo. si usavano a Bono e tutto l'oceano usavano la zucca con la candela vuota, Oppure zucca vuota con la candela dentro. Possiamo citare, visto che abbiamo dolcetti qua, abbiamo le ossa di morto, dei dolci che hanno richiamo alla morte. Ma io vorrei anche porre un'altra questione, in questo caso stiamo parlando di questo. Cosa si chiede in fondo? Quali sono i dolci, ecco, no? E gli alimenti di questo periodo? Sono dolci fatti con frutti secchi. In fondo io dico, sarebbe interessante da studiarlo, qua lo metto, possiamo parlarci, discuterci effettivamente. Sono frutti secchi, è frutta morta in qualche modo. Il cibo è non c'è altro. Certo, è di stagione, però c'erano anche arance, per esempio. C'erano le arance, no? C'erano mandarini e arance. E anche arance e mandarini, però Ma li hanno portati gli altri. adesso dico, i dolci in fondo a novembre non è l'unica frutta, però si fanno i dolci con sapavassa, però da noi sapavassa, cioè una cosa da già nel pavassa, dall'idea della cosa trapassata, no? Del trapasso, qualcosa che in qualche modo ci riporta a, possiamo dire, adesso, questo lo dico io ma senza come suggestione, in fondo possiamo pensare che la frutta secca sia la frutta preferita dai morti, no? Perché se uno dovesse immaginare un morto mangerebbe frutta secca, no? Adesso mi sia concessa questa... Il latte di mandorle, Il latte di mandorle cosa c'entra? Il latte del periodo era il latte di mandorle. Sì, va bene, però allora io dico questo, allora nel mio paese si fa San Veromilis, si fa per la Quaresima, per ciascuna domenica di Quaresima un pane diverso. Il pane previsto per la Domenica delle Palme, Domenica di Passione, è un pane ripieno d'uva passa. Allora là non c'è giustificazione, perché si contempla la passione, là c'è proprio un'idea di passione e morte abbinata all'uva passa. Non mi piace il zucchero, riboniano su passa. No, non c'è lo tutto zucchero. così meccanico. No, sono Non è così d'accordo, meccanico, non è no, assolutamente. Adesso comunque Però chiudiamo, adesso io ho detto questo lasciamo perdere il come si chiama è una ipotesi semplicemente che
abbina questi rituali alla frutta secca, no? Dateci, carica e nozzi. Davano anche mandarini, però la tradizione principale è la carica. L'ho pronunciato bene? Carica. No? Tra l'altro un termine abbastanza curioso, no? Perché il sassarese paradossalmente usa un termine, la carica, no? Voi sapete, ficus carica, che è il fico che viene dalla Caria, cioè dalla regione sotto la Cappadocia, nell'Asia minore. Carica in quel senso, no? Carica è il fico secco. Il fico secco. Caricato. Sì. Allora il termine, ok, allora Il termine botanico è ficus carica, ovvero sia fico che viene dalla Caria. La Caria è una regione dell'Asia minore sotto la Cappadocia, quindi, e a Roma arrivava la ficus carica, tant'è vero che poi a Roma diventa ficus carica e poi abbiamo attestazioni già nel Medioevo di carica, no? in diverse riporta anche il Ducange, come sinonimo di fico, quindi carica vuol dire fico, che poi a Sassari abbia significato fico secco, è un'altra variante, però diciamo l'origine della carica è la Caria, cioè questa regione dell'Asia minore, che identificava il migliore, diciamo, prodotto usato nell'antichità romana. È semplicemente questo. Poi a Sassari vuol dire assolutamente questo. Sassari, che serve? Nel mio no, è Figusicada, in Campidano si Figusicada. In Salvira Uru. Figusicada, e quindi io l'ho sempre sentita a Sassari, comunque non voglio fare Carica. seccata. Però paradossalmente il termine scientifico del fico è ficus carica, come dicevo. Adesso concludo, sì. Quindi in qualche modo dicevo, quindi l'ultimo aspetto che va messo in evidenza è l'aspetto augurale, quindi che chiude più o meno il cerchio in qualche modo, ed è la conclusione, se vogliamo, del rituale, nel senso che fatta la questua, ricevuto il dono, partiva l'augurio, in qualche modo, che era il ricambio, ecco, il modo che aveva il questuante, che si fa bambino, che in qualche modo si fa interprete della volontà dell'oltrepassato, ricambia questo beneficio con un augurio che, diciamo, è quello che viene atteso. E quindi in qualche modo questo conclude anche, e concludo io il mio breve intervento, riportando appunto a questo significato che è quello rituale, quello beneaugurale, che è la vera, diciamo, origine antropologica, sociale della gobula, che poi, dicevo, ha assunto nel corso dell'Ottocento e del Novecento altre diciamo, significati, altre forme, altre occasioni, altre funzioni rispetto alla cultura e alla società sassarese. Va bene, poi se ci sarà tempo posso intervenire su altre cose. Grazie dell'attenzione. Dunque, invece io devo leggere, cantare una parola un po' impropria, questo gobula de Aldara. Non si preoccupa soltanto Teresa, perché sono in nove, pronare chi parliamo del gobula e ne parliamo più di tutto della gobula tattaresa, ma sicuramente è diffusa in tutto su parte del Subra dei Tattari, e quindi Ploaghe, Martis, Nuivi, Ardara, proprio però relativa a quel periodo che era Iastue, poi a Savine del Sanno, poi del Natale, principio de Sanno Nou, mi ha dato questa gobula Antonio, che sta lavorando sulle gobule, e Bolanaro, Bonaganto come te. Il pero del mammentare su dono, perché non ha musica praticamente una cosa. Sos tre res minores, su titolo. In belle Giudia che nadu su Salvatore, né peccate né dolore che partori tu Maria, si stella fatte si guia, sos tre res del Oriente,
si duchesi prontamente adorare su Messia, su Messia l'adoresi, in duni stalla naschesi, e in u esiste resista sombral de su peccato, e Giuseppe vi turbado, tutto pieno de contento, pro su santo naschimento gavi babbu divino, sol profetas de continuo, istana profetizzende, e Deus espregende a totus mundi treu, che a quel fidu dare Deo, un'istella orientale, che ha fatto camminighia in belle Giudia. Ecco, questa è essa poi, ma cosa canta la cantagliana in Aldara. Però il suo 83, no, il suo 93, insegna io in Portodurre. E siccome lavoro io proprio con questa compagnia teatro Tattari, noi come Mario non da fai dare, e io ho imparato che la gobbola in Tattari vede una espressione musicale e poetica meda importante. E tanto io ho provato, in Portodurra si esistia da Vinas in Portodurra. E io ho fatto una ricerca proprio in Portodurra, e lei ha capitato un montone di questa gobbola, cosa mettessi struttura troffica de Tattari, precisa, solo che la compagnia con una chitarra e la cantagliana in maniera diversa da come la cantagliana in Tattari. Ma metto per esempio su Dono, quando abbiamo fatto una fina Nicola, per esempio, vabbè. Quindi in Portodurra esistia fino a saccante il posto sull'ultimo gobulaio che hanno come non dico Milano nato che è molto non dico sì la sana capitata, però io momento della sera capitata e la sapordenta in un'icola, in sicola numero 2 numero 1 di Portodurra, quindi chi volesse, voglio dire, può prendere questo materiale, anche se è raccolto naturalmente da noi senza pretese di scientificità. Mi ricordo che in quel periodo allora Pietro Sassu venne proprio a scuola e ci parlò ai ragazzi, nos ha dato questa gobula, e questa gobula popolare, questa gobula invece che lui definiva popolareggiante, secondo quella vecchia concezione che stabiliva la letteratura diciamo alta e la letteratura bassa, no? E ci parlò in quell'occasione anche della gobula che in Tattari vaghiana so gobulaio so colto, cioè per esempio il nonno di Cecilia Masala, il notaio Masala, che ci disse avesse scritto tantissime gobule. Oggi Cecilia è venuta qua e ci ha portato proprio il libro che un parente suo ha pubblicato di questo notaio Masala dell'800 e così. Sì. Ecco. A Martis viceversa le fanno anche lì le gobule per la fine dell'anno e le cantano con una intonazione molto diversa da questa di Ardara, è molto più musicale, diciamo, con una melodia molto più bella, voglio dire, di questa di Ardara. E quindi voglio dire è tutto un settore inesplorato che secondo me bisognerebbe studiare. A voi professori di etnomusicologia a fare questa cosa. Grazie. Ce ne estrai altre? Poi tanto prima antes de venire in Tattari torniamo su un momento in Saligueira e su professore de seus cantos questuantes in Saligueira li mutian sos barandons e dai questo libero che è stato una ventina di anni scomo comincia a gai nel tardo pomeriggio dei giorni dalla chiesa dedicati alla festa dell'Epifania di Sant'Antonio Abate, di San Sebastiano e della Circoncisione si formavano in città gruppi di persone più o meno giovani che venivano chiamati los barandons. Ite fagian su che hanno su professore Spano.
e stanno andare domo in domo, cantende e perinde cosa da mandigare. E se cosa da mandigare non li daien, accavaian sul canto con una maledizione. Con una maledizione. E se il res non musdau, che un calcolo palau. E se non musdau il res, che un vaggi la pela al revés. E stannare. Sino dare nuda, s'addomo in terra. E se non dare nuda, s'appende vostra, si porta a suo rivesso. E pro l'ultimo desanno si strofa fionatera, bonaniti bonan, sa gobula fionatera, bonaniti bonan, fortuna musdonghi vida, i bonas pasquas completas, iamma saluto un altran, bonaniti bonan, fortuna musdonghi vida. Questo è facile da comprendere, buon anno, una buona sorte, eccetera. Dunque vi fia copulas per ogni occasione dell'anno, per ogni vigilia, che fiano evidentemente tutto regolamentato dai saccheggia e ogni chiesa, ogni parrocchia fa su gruppo suo, proite in Sardegna comunque in tutta la società cristiana dai sedito di Costantino in poi, tutto fu regolamentato dai parrocchie e da saccheggia, che è appunto comunità, eccetera. E su battesimo per narrare, per confermare su nato su professore, è un esorcismo da esa morte, no? Su pizzino, quando era battezzato, su prendere lo esorcizza da esa morte. Si bibolite da ficu, quando andate a un battesimo che si sia, da questo un'ara su prendere, ti esorcizzo dall'oscuro della morte. E la pregatoria che tutto canto ogni dia, e una volta a dia, e Save Maria accava consola della morte nostra, amen, eccetera. Però bene da saligera in Tartari, è successo che poi dei succherto, no, entre si Stato italiano e saccheggia, proprio dai 70 anni, saccheggia ha scomunicato tutta la politica italiana, ha scomunicato sul re, ha scomunicato sul principe, sus conventos, les hayan cerrado, las monjas siano state, come desinare, cerrate, non mi dai a pruso de monjas in Sardegna. Tutto questo è passato a su carrassegare. Proite. Da scheggia non potevano organizzare questa cosa, proite fia una lotta, no? Una guerra tra Chiesa e Stato. E in Saligera hanno fatto a terra questa muraglia, hanno aperto so sorto, come si narra, sorto. E sono saligaresi non fiam buoni a coltivare il sorto, sono periti sono stati resi. E tanto saligaresi prendono de gente dettata, no? Maninchedda, Spanedda, Pischedda, eccetera, che fia gente che coltivava il sorto. Se tanto la festa più importante di Salighera si è fatta la festa dello Brucals, che via la festa dei boccalottos, sus boccalottos stati portati in Salighera. E tanto cominciano in Salighera queste scobulas ironicas, no? Scobulas satiricas, e che sono famosissime in Salighera, binda a montones. Però ite va successo, perché non questa comunicazione immediata a intro di Salighera e Tartari, avrò gusto conto di questa cobula contemporanea, di questa cobula moderna. Primo, per ragioni turistiche, siamo a essere diversi, no? Sono di Salighera, non sono tartaresi, sono di tartaresi, non sono saligheresi, e tanto abbiamo essere diversi a pro forza. Ma poi, mescamente, è successo questo, che poi della seconda guerra mondiale, gli studenti universitari si sono posti a ricostruire sul passato, no? Sant'Igorio Alighereso, e hanno recuperato tutto questo cantone, però solo grossa parte lirica, prosos versos, non prosas paraulas, e non prosa musica. Siccome in Salighera vi è una tradizione de bandas musicales, è una tradizione italica, la hanno tornata a musicare as italiana. Tanto sa cobula brusfamada che è da Basci Francischi de Munera è una marcetta che la banda musicale suona, no?
e fa che da basci ciù Francisci te munera, proprio si te munera, canema bera, da basci ciù Francisci te munera, canema bera del buttiglio, parava, 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 pa, 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 pa. È coppiato da una marcia militare, non mi intranuda, probabilmente sicuramente sta gente quando la canta io, alla fine di Sottoghento, non la canta io di questa forma, però questo studiante universitario si piace casi volete fare più scolto, sono musicanti di solo, poi sono musicanti della banda musicale e tanto abbiamo perduto questa continuità immediata entre Salighieri e Tattari. Qualche cosa di parecido, no, che è successo fino in Tattari, a volte mi risulta che s'accumula tattaresa si fia smenticata. E tanto di questo ne fa da Mario Lubino, che è attore storico della compagnia Teatro Sassari, che ha vivito quest'epoca di recuperazione della copula tattaresa. Dunque, la gobula in realtà era così come ci aveva detto Pietro Sasso, alla fine degli anni 60 praticamente era scomparsa. Era scomparsa perché c'era stato un ostracismo nei confronti del sassarese, che chiaramente non era considerata lingua, ma anche un dialetto in maniera dispregiativa, e quindi i gobulanti, che normalmente oltretutto la città dal centro storico si stava spostando, venivano quasi tutti dalla periferia, e questi gobulanti praticamente venivano presi in giro, per cui alla fine venivano presi in giro e quindi queste gobule avevano perso quella forza satirica che invece avevano avuto fino a metà degli anni 60. Noi in realtà ce ne occupammo con Giampiero, perché a noi Leonardo Sole scrisse un testo che si intitolava Ocimeo Cidoi, e che era un testo di rottura nei confronti della tradizione che fino allora, dei testi teatrali della tradizione che fino allora si facevano. Di rottura perché? Perché Leonardo Sole anche lì aveva creato in Ocimeo Cidoi questo personaggio, perché era un personaggio proprio liminare, perché in realtà Leonardo Sole diceva che una volta che Sassari aveva perso la sua connotazione contadina, naturalmente andava incontro a una nuova cultura che però in realtà non aveva radici. Allora questo qua lo aveva capito Antiogu, che era questo personaggio di Minari, appunto, che era già nuovo, moderno, che si era staccato diciamo così, dalla città contadina che fino ad ora aveva caratterizzato Sassari, e per entrare in un mondo nuovo, sconosciuto, che chiaramente aveva creato la crisi in quest'uomo, una crisi esistenziale, per cui c'era un'incomunicabilità fra diciamo così, la comunità che ancora viveva immersa nella civiltà contadina e questo invece personaggio che aveva già capito che quel tipo di civiltà era morta. E Leonardo Sole per fare questo utilizzò la gobula, scrisse un intero atto, chiaramente in una gobula che durava un intero atto. Naturalmente le gobule, a noi venne soprattutto Giampiero, disse qua noi dobbiamo andare a cercare, a rivedere la gobula, e quindi prendemmo il disco che aveva pubblicato Pietro Sassu, sempre Leonardo Sole Carpitella, su tradizioni popolari, e quindi andavamo a vederci come recitavano e come cantavano la gobula. Il problema si pose perché? Il problema che si pose Giampiero, che chiaramente era un uomo di teatro, era che la gobula era un tipo di recitazione responsoriale che però non aveva niente a che fare con la teatralizzazione, perché responsoriale, per esempio, del re, a cantare il mare del re, Deo ti roga l'ugnave, canto la udominnanno, e dove la gozzellagno, e vivia per di nappa, male peggio la giocappa, peggio ancora lo zumbriri, lo babbusso taffighieri, la figliola lavadora, la mamma una signora, candiscia e passeggià, di bunigani di bozzi, del zicca di gainosi, e per un'altra sistina, a cantare il mare del re. Quindi aveva questa litania, questo canto responsoriale in cui c'era un solista e tutti gli altri che poi ripetevano questo verso. Quindi Giampiero si pose il problema di teatralizzare, quindi ci ponemmo il problema di teatralizzare. Per fare questo prendemmo le gobule della tradizione e chiaramente a quel punto le portammo fuori, le portammo in strada. Quindi costruimmo uno spettacolo che diventa un teatro di strada. In che anni? Nell'83. Quindi quando noi riproponemmo così come teatro di strada, con la formula sempre tradizionale, però chiaramente con una recitazione un po', facevamo anche quella responsoriale per essere
diciamo così, fedeli ai canone, però poi chiaramente avevamo anche necessità noi come attori di teatralizzarla, perché poi con OC1 e OC2 dovevamo recitare in palcoscenico, quindi le regole del teatro sono diverse diciamo così, dal canto popolare, dalla recitazione tipo popolare. E quando noi portammo fuori le gobule, nella città ci fu una cosa impressionante, cioè migliaia di persone venivano dietro a vederci, a sentirci e così via. Quindi questo naturalmente da un certo punto di vista ci galvanizzò, tanto è vero che questa tradizione noi la ripetemmo diverse volte e chiaramente riuscimmo, proprio perché la teatralizzammo la gobula, riuscimmo poi a fare uno spettacolo cioè riuscimmo a trasportare questo canto popolare, di questo popolare, riuscimmo a trasportarlo e a teatralizzarlo in opere, prima con OC1 e OC2 e poi anche con un'altra opera sempre di Leonardo Sole che è L'Uvizio di Marcantonio. Ora chiaramente la gobula teatralizzata ha un altro sapore anche come si recita. Ecco, io adesso ne recito una popolare che è molto bella, e questa è estremamente popolare, di un povero disgraziato che già all'attacco è: io sono nato in Vennari, in di chi non si mangia osso, e così porto l'udosso come a neve bianca. Mi si vede la montatura, bocca vasta e di 3 diti, avviso che vi crediti che sia che muttetto, so completo giovinetto, e mi tocca di vantarmi, accuditi a baidammi, vedrete un paladino tutto birico e viglino, ma somiglio ad ognuno, so un poco più bruno e un poco più allegritto, de continuo so carretto, come entro di ribicco. Con una bova di piccitto mi portano a pantageca, che esso la morte mi arregga, che esso mi secca di beni, porto 36 mureni di giappi di uguru, che la crosi so che curo, e che cani all'infernido, mi gaggo a sedi dormito, a chi pago la rottura, mamma mia, e la babassa, di tutto un reggimento, basciati, n'ha fatto 100, tutte 100 mesuretti, di me non ha fatto un no, degno di costumi buoni, buonanotte di padroni. E tornando per esempio al discorso del fine anno, anche il sassarese lì per esempio, mentre normalmente quelle dei paesi limitrofi oppure quelle di Alghero hanno un sapore più legato diciamo così, alla tradizione un po' religiosa, quella di Sassari invece anche lì è una tradizione estremamente laica, estremamente anche direi anche grassa. Per esempio, buon principio e meglio vini, la meglio degli addini, in bocca si rifioria, ai cuscetti che s'assoria, bagaremmo di zizzo, l'udore di rughizzo, che ne venghiamo in menti, l'udore di rudente, non lo lascia riposare, tutto questo rivenghia, chi sia ricco e noi pendia, pa campà, manco ria, chi di bossi ne regalerà un cucciuccio molti mesi, Giuseppe d'Ugna Baese, Giuseppe di Graziato, lo figa, tu ha granchiato, e lo gudo che poi canova. Chi lo buon che era la broma e lo più altro campanili, buon principio e meglio vini. Grazie a Mario. E come damos la parola a Antonio Luio per non presentare i suoi strumenti tipici. Questo è lo strumento che a Sassari viene chiamato trimpa, no? Perché è un tamburello basco, un tamburello a sonagli, ma da altre parti il timpano è un altro strumento, è uno strumento che fa un suono terrificante, ricavato da una cassa in sughero che si sfrega con una corda impecciata. Questo è un tamburello la cui tecnica per suonare le gobule purtroppo sta scomparendo. Io credo di essere modestamente uno dei pochi che si sta cimentando in questa tradizione, in questo repertorio, perché aveva una tecnica particolare, cioè veniva sfregato come se fosse una chitarra praticamente, e i cimbali sottolineavano certi passaggi, diciamo, ritmici del canto. Un altro strumento sassarese che si usava nel carnevale era la cosiddetta sarraggia, o seghere, a Sassari si chiama seghere.
ed è una sorta di contrabbasso arcaico ricavato da una vescica di maiale, una canna, uno spago bello grosso e un archetto estremamente rudimentale che si tende con la mano. Si cerca una sorta di accordatura. La strofa che veniva cantata alla fine di ogni gobula. Alla fine di ogni gobula. Il ritornello questo qui. E quindi facciamo una riflessione. Direi di proseguire con le gobule cantate, facendo sentire la gobola più nota che si intitola La Cantema di Tre Re. Mare che giù sotto qui la mamma si migliora, la migliora è la signora e la bussava ai passiggiari, la bussava ai passiggiari, bulignani così. Carica i nostri e plurata si finna, e plurata si finne, accanto a tre re, plurata si finne, eccetera, eccetera. Questa era un testo inedito. Perlomeno si trova in diversi archivi, però è difficile estrapolare il testo e poi riproporlo ad un pubblico. Io stasera ve la offro in omaggio anche a Pietro Sassu che ci ha fatto questo piccolo regalo. La gobula si chiama Giovanni Secuiubaldo. Vai, Giovanni Secuiubaldo, e la cappella di Sant'Unado, e la cappella di Sant'Unigora, e alla Giovanni e Scipu di Gora, e Parigani e Bandi Giuriado, e vai, Giovanni Secuiubaldo. E vai, Giovanni, Vigorinioni, si rafforzimani, e Araghiveru, Giovanni Barriati, e vai, Giovanni Secuiubaldo. E Araghiveru, e Gandabajati, Ugo Zuera Negru, e a Maragana, Sinani Bugatti, e vai,
Giovanni Cuiuvadu. Maragana, Giada Vitera, minha vulcana, a Balumboju se encontrar no ato, vai, Joani Zé Cuiuvadu, vai, Joani Zé Cuiuvadu. Rispetto alle altre anche una diversa melodia ed è presumibilmente una di quelle gobule carnevalesche che sono tanto rare e tanto, come dire, poco sentite. Vi ringrazio, io do la parola al pubblico per sentire cosa... Noi siamo gobulaio di professione. Un piccolo contributo lo vorrei dare, se credete. Certo. Per questa serata così. Intanto su questo libro di Pietro Sasso, nel retro, anzi anche nella copertina, ci sono dei personaggi miei coetanei con i quali io ho cantato le gobule da ragazzino. Chi cantava le gobule erano ragazzini, sì, questi sono tutti di Montelepre questi. Quando si cantavano le gobule c'erano due tipi di gruppi che si formavano. C'erano i ragazzini che avevano fino al massimo 10 anni e poi quelli più grandi. I ragazzini, quando Sassari era entro le mura, si sceglievano non un quartiere ma un rione, perché allora erano rioni, e questi rimanevano nel loro rione perché altrimenti c'erano i bisticci, e andavano nelle case e cantavano le gobule nelle case, bussavano gentilmente, si aprivano, facevano accomodare e poi dopo che cantavano gli donavano quello che avete detto poc'anzi. Invece i più grandi, che erano ben attrezzati, i piccoli avevano 2 cucchiai, 2 colperchi vecchi, magari qualche volta l'organetto, ma non sempre. Gli altri invece avevano l'organetto, qualche volta avevano anche la fisarmonica, la chitarra, perché erano già grandi e suonavano. E dove andavano? Andavano nei negozi e nei bar e nei botteghini naturalmente. E lì non ricevevano cariche, nozzi e altre mandarine eccetera, ma denari e poi la bevuta, come i portatori dei camerieri che quando arrivano a Santa Maria, a furia di invitarli, insomma non è che arrivino molto. E così era tutto, 2 feste, denari e poi veniva fuori anche simpaticamente la bevuta continua e molto lì. Ma oltre a questo, che è una curiosità che vissuta, vi dico questo contributo perché l'ho vissuta, io ho fatto un tentativo, non negli anni 60, ma negli anni 80, mio figlio, con 4 o 5 amici suoi, io li ho portati per Sassari, presso amici, persone che conoscevo, mirate per cantare la... E è venuto fuori una cosa incredibile. Vi dico due fatti. Questi avevano imparato, sì, le gobule a memoria, però poi si confondevano e succedeva quello che succedeva. Ad esempio siamo andati a casa di Paolo Gallini. Allora io dicevo, mi raccomando, adesso come apre, tu devi dire, argantemo la carica del padrone. E questo ha aperto la porta alla signora, la moglie di Paolo Gallini. Se abbiamo una carica di canto, però poi simpaticamente venivano accettati per quello che erano. Ma c'è stato, allora, noi da ragazzini di 10 anni come le facevamo le gobule? Era una tradizione che si imparava a memoria seguendo gli altri, perché si incuriosiva uno e poi li sentiva a casa, perché nelle case i nonni, le nonne, i genitori sapevano molte gobule a memoria, tramandate da quel famoso detto di una gobula. Un titolo di una gobula era un foglio curioso si dinà, perché le gobule erano scritte una volta e poi si perdevano, e questo un foglio curioso si dinà era scritto a lapis. Prima non c'erano le penne stilografiche, le penne, e riuscivano a scrivere con lapis queste gobule e le ricopiavano tante volte per venderle a Serinà, e la gente le comprava e poi le imparava a memoria
E questa memoria, poi la tradizione, ha fatto sì che siamo arrivati ai nostri giorni, sentendo la memoria qualcuno, c'è un sassarese che adesso non sta molto bene, un calzolaio, che sa tantissimo, è molto incredibile, veramente, molto interessante, Pittalis, Salvatore Pittalis. Però voglio dire anche un'altra cosa, il significato della gobula sassarese. Io stasera sono venuto con grande curiosità per sentire, magari dare anche questo piccolo contributo che volevo dare. Però si è partiti qui da un tema che era lontano da quello che io credevo, perché il titolo era la gobula sassarese. Qui siamo andati ad Alghero, lei è andata ad Ardara, quella andava a Martis, cioè si è sorvolato un po' da altre parti. Allora, la gobula sassarese si deve parlare perché non si devono mischiare queste cose, perché la gobula sassarese ha la grande prerogativa di essere stata la prima della tradizione di questo genere, e lei lo ha detto anche. Perciò lasciamolo stare, ognuno, e gli alghesi fanno le gobule di Alghero, e i cuciniani fanno le gobule di Ardara, se li procedete così. Altrimenti qui facciamo gli schiavi in terra nostra come al solito. Viva il turismo. E non va bene, senza offesa naturalmente, perché il tema era quello, e invece si è parlato anche di altri. Lasciamoli allora. Però è una curiosità anche sapere che la gobula è nata. Allora, il significato della gobula vero e proprio e quello sassarese era un qualcosa che nasceva spontaneo nelle persone, come quella che hai raccontato tu, che era un'autocritica della sua persona, quell'altro invece criticava un altro fatto increscioso che era accaduto in un certo periodo, quell'altro poi invece era delle gobule che sono un po' timide, e c'era uno schiaffo e una carezza, oppure erano di quelle durissime che veramente ne parlavano a gas cioè, per dire. A questo punto un'altra cosa, proprio per concludere. Io sono un gobulante, ma non che le recito, le scrivo. Scrivere le gobule in tempi moderni per i fatti che accadono adesso, in questo periodo, è una cosa bella, cioè si usa lo stesso stile di come facevano anticamente. Se voi vedete il mio libro, qualcuno l'avrà visto, ci sono una cinquantina di gobule e c'è un percorso, da quando ho cominciato a scrivere, ci sono 3 o 4 sindaci che in quel periodo si sono alternati a Sassari e ognuno ha la sua gobula. Uno di questi me l'ha anche chiesta, questo Borghetto, mi ha detto, mi devi fare la gobula? Ho detto vabbè, fate la gobula e si è offeso. Oh, invece un altro personaggio è venuto Gabino Sandra, Gabino Sandra, pubblicitario, che non si può neanche toccare con un dito, che è venuto direttamente dopo che ha letto il mio libro, ha visto, tu mi devi fare una gobula. Guarda che l'ultimo che mi ha detto così, tu fammi la gobula. E l'ho fatta, ma di quelle dure, che è nella ciofra, come retrocopertina. E lui mi ha detto, beh, come ti è sembrata duro? No, mi è piaciuta. Perché lui è dal principio una persona che fa satira con la penna, che fa caricature. Uno che riceve la caricatura deve esserne grato, anche se quella caricatura appare offensiva, perché evidentemente è una persona che conta. Se no una caricatura, come fa a farla? A un piccolo pallino, no? E così la gobula si faceva personaggi di un certo tipo. Però chi la faceva era sempre il metodo di Posso interloquire, è possibile? Oppure c'è qualche non vorrei monopolizzare. Mi dispiace che le sue aspettative non siano state soddisfatte, però per quanto riguarda appunto lo sconfinamento, possiamo dire, al di là delle mura, diciamo, della Sassari antica, però c'è da dire questo, ci sono 2 modi per valorizzare una cultura, questa è la mia ferma opinione, discutibile ovviamente. Uno è quello di vantare così a spalattata un copyright, cioè l'invenzione di qualcosa come se fosse proprio l'origine l'ombelico del mondo, come se semplicemente fosse diciamo, un patrimonio esclusivo di una località. L'altro modo per valorizzarla è invece collegarla a fenomeni omologhi.
No, in questo caso l'esperienza sassarese non perde valore, non si è schiavi in casa, piuttosto acquista valore perché ci fa notare come il sassarese abbia saputo elaborare degli schemi formali che hanno le loro origini nella letteratura cortese, nella letteratura provenzale, che passano attraverso la mediazione spagnola, attraverso quella italiana, non importa. Comunque il sassarese ha poi saputo sviluppare autonomamente, diversamente, anche perché il suo, diciamo, tessuto sociale e culturale era diverso, è ovvio che ha sviluppato diversamente, c'è stata, come dire, una contaminazione colta, ne accennavo prima, cioè è diventata una forma di poesia semicolta o addirittura colta, che impegnava avvocati, notai e quant'altro, no, e scrivevano, quindi in qualche modo è diventata una forma autonoma diversa. Ecco, io volevo semplicemente mettere in evidenza una ancestralità che ci riporta a rituali, e nel far questo ovviamente non potevo che prendere anche in considerazione altri rituali, che tra l'altro che hanno delle strette analogie con la gobula. Non era un modo per sminuire, era piuttosto per dire che la gobula ha una sua, diciamo, storia e una sua preistoria probabilmente nella cultura dell'Occidente, della Sardegna, che va recuperata. Poi è chiaro che forse ci sarebbe da fare non una conferenza, ma probabilmente un seminario, una giornata di studi sulla gobula, anche per evidenziare quelle che sono state le variazioni sul tema. Ho citato quella originaria, che è quella rituale, lo ribadisco, e poi c'è quella, diciamo, anche satirica, che è un'altra derivazione, ma c'è anche la gobula improvvisata. Io ricordo, parlavo con una signora molto anziana tempo fa, e mi disse, mi racconta un fatto di vita per farci capire come funzionava anche la gobula. Mi disse, quando ero piccola, quando ero una ragazzina, a casa mia io facevo tutto e mia sorella non faceva mai niente. Un giorno sono tornato a casa, ho visto che non aveva lavato i piatti e gli ho fatto una gobula. Proprio come dire. Ma guarda che questo non si dice ancora. Gli ha detto, gli ha detto, anzi, ma questo uomo diceva quasi un po' scocciato, uno diceva, ma l'ho presa a schiaffi, no, e gli ho fatto una gobula, come dire, questo l'ha pagata, insomma. Perché c'è anche questa funzione così anche di espressività, no? Di voler dire delle cose, di censura, ma anche, come dire, un modo, no? Che spesso si aveva nelle culture popolari, di poter dire quanto altrimenti non era possibile dire, diciamo anche una valvola di sfogo in certi sensi. Quindi se volessimo analizzare questo, se volessimo analizzare poi anche la gobula, perché no, la gobula dell'epoca moderna e postmoderna, che esiste ancora in qualche modo, cioè la gobula, ripeto, meriterebbe da questo punto di vista una, diciamo, non un incontro così, una merenda, un po' di dolce e vino, ma meriterebbe sicuramente anche più attenzione per sviluppare anche altre tematiche che circolano intorno al mondo della gobula, che non è solamente questo, della gobula sassarese, rimanendo a Sassari, no? Con tutte le varianti che implica una compenetrazione tra diversi strati sociali, anche le contaminazioni musicali, un altro argomento a sé stante che è molto importante da mettere in collegamento con tutta la fioritura della canzone popolare sassarese, a partire dallo smembramento della città negli anni 50 e 60, non c'è Gavino Ruggio che ha fatto uno studio, l'ho seguito io al conservatorio come tesi di diploma, che ha studiato la canzone popolare sassarese, mettendo in evidenza proprio le motivazioni sociali che portano una società smembrata, no? Devastata in qualche modo e trasportata nelle periferie, no? Nelle periferie portano in qualche modo a creare a ricreare una canzone con musiche nuove, su vecchi testi, su vecchi temi, che serve a dare coesione e dare identità ad una città nel momento di maggiore crisi. Spesso le maggiori crisi danno luogo a dei processi identitari, come appunto la canzone sassarese, e in questo rientra perfettamente anche la gobula, sicuramente, anche se meno fortunata rispetto invece alla fioritura della canzone popolare sassarese. Tant'è vero che possiamo considerare, rispetto alla canzone popolare sassarese, mi confermate, un sottogenere rispetto meno, diciamo, un po' marginale, ecco, la gobula, anche per il sassarese, per quello che posso vederlo io dall'esterno ovviamente, rispetto invece che sono quei pezzi ormai classici della tradizione popolare sassarese che ha origine negli anni 50-60. Ecco. Ad ogni modo, riguardo quello che lei ha detto, io ho voluto dire questo perché sono venuto perché nella locandina c'era scritto gobule sassarese. Però io ho voluto evidenziare questo fatto, ma senza criticarlo molto, ho solo voluto evidenziare, niente di più. A Sassari da poco è uscito un libro sui candelieri a firma di Mario Brigaglia, non so se l'avete visto, una bellissima edizione, e ho saputo che in questo libro andavano delle poesie gobule sassaresi sui candelieri. Io ho chiesto a Brigaglia, senta, ma
ne mette qualcuno dei contemporanei viventi questa volta in questo libro. E detto, ma io non mi dire niente, perché l'ho fatto il nipote di Agni Lugano e Sandro Ruio. Vabbè, siamo andati alla presentazione del libro. Brigaglia si è ricordato di questa mia domanda, sa cosa ha detto davanti al pubblico? A proposito, ci sono molte poesie, Gobule sui candelieri, e Tino Grindi mi ha detto che così come mai non c'erano dei viventi. Se io metto la poesia di Tino Grindi e la poesia di Marco, a Sassari ci sono 6.000 che scrivono poesie sui candelieri, come in Uraghi in Sardegna, una cosa paradossale, non capisco come mai la dialetta, ma sembra quasi un aneddoto. E poi sia tranquillo che mi sono consultato con Sandro Ruio, si è deciso di mettere le poesie esclusi i viventi. Allora quando è uscito gli ho detto, scusi, bisogna essere morti per vedere. Se lì avessero pubblicato tutti i libri che ha fatto dopo che è morto, ma io l'ho detto in faccia senza star via. Va bene. Purtroppo è così. Passiamo già a una sì, scusa, innanzi della storia di Saveraula, che devo ammentare che sospite nostro, il Messaggero di Sarde, il primo anni 80, e scusate, fia fino editore, a sa edizione da Sfodelo, è uno dei suoi libri di antropologia che ha pubblicato in 1983, se non momento male, su Gobulas in sardu, sacras, che si cantaia di prosa chida de Pasqua, prosa chida santa, e in Sardegna dai su 1300 fino alla sedizione di questo libro, è sedizione quasi anastatica, sedizione commentata di questo testo che fia su Mattesi dai su 1300 carchi cosa fino a su 1500. E l'onaro vroite di questo libro bindate ancora carchi coppia in oghe e tanto. E di chi è questo libro? È un predro che ha fatto cosa? Ma... Dirdis. Non mi metto sul numero, è un libro importante sos battutos, Antoni Virdis. Antoni Virdis, sos battutos. Saveraula a vostè. Niente, io ho una semplice osservazione, da musicologo che ha citato la raccolta degli strumenti legati alla copula, penso che vada segnalato le matracche, che hanno un'importanza notevole, oltre che di facile reperimento di voce che si usa comunque per restare nel tempo. Una delle motivazioni che hanno fatto insorgere il signor Gridi probabilmente è il fatto che si distingue dalle altre origini, dalle altre varianti, perché è prettamente laica ed è prettamente satirica. A differenza di quelle religiose, quella sassarese ha questa vena, come è già stato detto dal signor specifica. Tutto qua. Va bene. Sì, ma non a caso io parlavo di rituali comunque pagani e non religiosi, quindi questo è stato messo in evidenza questo fatto. I rituali pagani sono religiosi. Ma c'è anche, quella di questo a Sassari, delle sabbie uguali, per via dell'orchestra con Primore, che cantano in a visitare molto ai valori, e nato della luce di Natale. A cantare no? I tre sono i re magi. Sono i re magi, lì però c'è l'ironia di Gainosi, ma l'altra è proprio invece di questo. Quando nell'antropologia si parla di paganesimo non si riferisce alle religioni pagane antiche, si riferisce alla popolazione dei pagi, cioè dei villaggi, alla religione dei pagi, alla regione rurale si riferisce l'antropologia. Una dei pagi, cioè dei paesi, da cui viene il paese, quindi le religioni rurali. Fondamento religioso. C'è un altro intervento? Sì. Prego. Io ho trovato molto interessante il discorso del professore quando ha parlato delle origini storiche di questi funghi. Vorrei fare questa domanda. Il professor Lì, parlando ai nuragici, ha detto che i nuragici credevano negli spiriti, nel regno dei morti, eccetera.
La domanda è possibile che questa tradizione si venga da molto lontano, dai nostri antenati nuragici? Secondo gli studi che ha fatto lei, i libri che ha letto, risulta qualcosa? La tradizione così non è una successione lineare, per cui non è possibile trovare una genealogia che ci riporti all'epoca nuragica. Se vale quello che ho detto, effettivamente nelle regioni, diciamo, di società a struttura semplice, come quella deve essere nuragica, esistevano dei rituali di propiziazione in cui l'offerta, tant'è vero che l'atto dell'offerta, insomma, è stato, questo sì, in centinaia di bronzetti, in stipi votivi e quant'altro. Nella regione nuragica, come ha dimostrato Petazzoni prima e ha dimostrato poi ovviamente Liliu dal punto di vista archeologico, è una società in cui il culto dell'offerta, dell'offrire alla divinità, in qualche modo agli spiriti, era sicuramente un ruolo centrale. Quindi se vale questa, questa devo dire che è anche abbastanza scontata come possibilità in tutte le regioni, è possibile questo, però non è assolutamente pensabile di stabilire ovviamente una linearità in questo senso. Con i mammutones, che rappresentino proprio i morti che fuoriescono. Difficile. No, molto di io non credo proprio, assolutamente, no. L'unica cosa che ha accennato una cosa che accomuna i mammutones, e l'ha accennato prima il professor Arca, è che effettivamente questi rituali, che sono stati in qualche modo, continuo a dire, avendo una dimensione paganeggiante, sono stati ostacolati dalla Chiesa ufficiale, ovviamente, come pure i mammutones. Il carnevale ha rappresentato una sorta di zona franca in cui tutto era lecito. Io il carnevale lo vedo in fondo come una sorta di riserva indiana, no? Nella quale la Chiesa ufficiale ha in qualche modo relegato una serie di rituali, no? Ecco che anche perché anche la cobula è andata a finire in questo calderone che è il carnevale, come tante cose di trasgressione in qualche modo. No, ovviamente il vecchio motto semeli in anno liceti di salire, in qualche modo, cioè una volta all'anno si può folleggiare, ci riporta una giornata che era, in cui si poteva anche fare il processo al potere, si poteva fare la messa degli asini in Francia, no? Dove il vescovo veniva personificato da un asino, in qualche modo il rovesciamento totale delle gerarchie sociali, solamente una volta all'anno, come una sorta di valvola di sfogo. Certo. No, ma poi, bisogna anche, tanto stiamo chiudendo, posso fare il Darwin in italiano, bisogna ricordare che tutte queste tradizioni erano legate alle confraternite, che erano legate alle chiese. Ogni chiesa aveva la sua confraternita, le confraternite poi erano legate ai gremi, che rappresentavano mestieri. Nel 1864 questo è stato chiuso, è stato scacciato, diciamo così, il gremio dalla chiesa, dalla confraternita, sono stati trasformati nelle associazioni lavorative, e quindi si è perso tutto quel collegamento, per cui gli stessi candelieri hanno dovuto aspettare quasi 50 anni prima di potersi ricreare, ma finché erano legati alle chiese la cosa era immediata, c'era il collegamento immediato. Quindi noi abbiamo perso tanto perché si è andata distrutta in quei 50 anni molta documentazione, molte abitudini, e come sappiamo tutte le tradizioni orali, in mancanza di continuità scritta, vengono dimenticate, e quando vengono recuperate sulla base di interviste, opinioni, ricordi personali, che non è detto che siano oggettivi, sono ricordi personali, Deo me lamento casi, però non è vero che quella è la verità, è la mia verità, che è diversa dalla verità del vicino e che gli altri hanno dimenticati, e che quindi ricostruisco sulla base di ipotesi. Non vorrei però polemizzare, però i gremi e le confraternite non hanno a che vedere niente con le gobule e neanche con i mammutones. No, sto parlando, le gobule sassaresi, stiamo parlando, non hanno niente a che vedere né con le gobule, né i gremi con le gobule non hanno niente a che vedere per quanto mi risulta, neanche con le confraternite. Stiamo parlando di tante e poi una cosa, il gremio è una cosa ed è un fenomeno tipicamente urbano di corporazione artigiana. Nei paesi il gremio non esisteva, esistevano le confraternite che avevano un ruolo diverso. Certo, no? La confraternita aveva, la confraternita aveva una funzione legata al culto, legata all'assistenza dei nullatenenti. Il gremio aveva una funzione di mutuo soccorso, però è diverso, cioè le confraternite sono l'assistenza, erano l'assistenza per chi non possedeva.
era un'assistenza ai poveri, era un'assistenza a chi non aveva niente, non aveva neanche la possibilità di aggregarsi in gremio. Non è il caso che ci dilunghiamo, sto semplicemente dicendo che c'erano degli schemi collegati, ogni confraternita aveva una sua funzione. Il gremio non era legato alla Chiesa. Il gremio era strettamente legato alla confraternita e alla Chiesa, aveva la sua cappella, eccetera. No, non a Sassari questo capitava, non a Sassari. Dopo il 1864 è chiaro che non è più così, però adesso lasciamo stare. Io avrei voluto fare un'osservazione che era questa. Quando eravamo bambini, quando ero bambino io prima della guerra, tutti le sapevano le gobule. Cioè, la cultura orale. Siccome passavano questi qui a cantare, anche noi bambini le abbiamo imparate tutte, più o meno, quelle più principali. Certamente. Adesso ci sono... lo so, ma adesso chi è che impara più una gobula? Però i bambini sono le sigle dei cartoni animati, quindi il meccanismo è lo stesso. Le nuove gobule sono i cartoni animati. Ci sono anche tante gobule, diceva il signore là, che si fanno ancora tante gobule, però, e sarebbe anche bello averle tutte a conoscenza. Uno deve comprare il libro, ma non è la stessa cosa di quando i bambini tra di loro facevano a gara a chi sapeva più gobule. Io adesso me le ricordo ancora, quindi voglio dire, erano proprio penetrate dentro la cosa. Quando sul 93 insegnai in Portodurre, era successo un episodio, erano entrati ladri a scuola e in quell'anno io stavo studiando insieme ai ragazzi di Porto Torres le gobule. E allora a un certo punto arriva a scuola e i ragazzi mi dicono: professore, i ladri hanno distrutto la scuola, la facciamo una gobola? E allora abbiamo cercato di riproporre, abbiamo fatto questo tentativo, di cui ricordo alcuni versi. I ladroni sono entrati, mudi e cagliati, di notti sono arrivati, che ti giovano anche vitti. Tu canta di fasciato, ma un peglio se sei basso. Quando è giunto un vitello, gabetta un cancello, ha vinto un disaccato, che era notte arrivato. Tutti gli anni fondati, tutti i muri bruttati, leva irri di ricari, sino a cui gli tagnari. I vitelli, i baonazzi, con i cobori, i ritrazzi, corriano a più non posso come ti rimacchi in sosso. Tutti erano i travaglienti, i professori abbaidenti, contavano i disastri con la faccia dei rimatri. Lubresi da lui alzato di canto si era affuttato, andava dritta e manca di zendi. Cosa manca? E non si era avvizzato che si aveva dimenticato da danza ancora tutti i pizzini di fora che a rombata raiana si trimavano che canna e una battita i fiotti si jugavano i caffiotti. A un certo punto Pietro Lusigritario, avevamo preso in giro tutti, Pietro Lusigritario che era un necessario a danza chi sapita, prima la bibarita dall'assurdo che ha pigliato, fuggendo sei sciancato, aveva la lombocetalgia, ma noi l'abbiamo fatto cosa. Si tindia la sinara, la sobozzi giara, mamma mia che dolore, ci avete i dottori, insomma. Finisce che questi gli insegnanti fanno la riunione e dicono andiamo a protestare da Rosinda bisogna andare che non l'ha mai ascoltato. Cosa volete da me? Mica di nano zinè, né pacciavi né paffrisci né lucchetti né calasci, tu rei da travagliani, che nulla vi posso fare. E come i tribunali si rirapa per i cari. Lui preside che è un leone, si caga i pantaloni. Il preside naturalmente mi ha chiamato, professoressa Farina, chi ha fatto questa roba qua? Dico, i ragazzi. Come ragazzi? Lubresi di chi è un lioni si gaggari i pantaloni. E dico, ma mi scusa, cosa vorrà censurare la poesia? Io dico, insomma, l'occasione è buona. L'occasione è buona. Piotta. Voglio dire, lo spirito. Allora, voglio dire, insomma, questa era una cosa fatta nel 93, finiva con Crittera Gobura inoltre il Crittero 93, sei un poco barriduta a cantare Mari Tre Re, cioè perdonateci perché non abbiamo saputo fare meglio, però erano, naturalmente aveva fatto tutto il giro della scuola perché erano presi di mira il segretario che ne approfittava per andare a bere di nascosto un cacchettino che poi fundissi Rubicco diceva e insomma e tutti quanti quando ha visto un rigilto biero di mel del pisciu che come si chiama si è spaventata moltissimo l'ha priccato, no? Era pure l'applicato ma testa trallarato, cioè voglio dire di fronte al registro pieno di mel del pisciu è svenuta. Insomma, prodinare che ne pensi Tino Grindi che l'ha sempre contro me è troppo salda chi è voglio dire, io mi sono posta il problema come insegnante
come dire, di valorizzare un'esperienza culturale che era tipica di Tattari e di Voltudurre, e nelle mie poche possibilità ho studiato la gobula e l'abbiamo riprodotta, e dico, e adesso quei ragazzi quando mi si d'allegrano che piccicci perché si ammentano ancora perché l'ho cantata. Era Martinez e mi aveva detto: professoressa Farina, questa cosa lei non la faccia circolare, per favore la ripulisca. No, questa è la gobula, e lo spirito della gobula è quello della ciofra. Lui prese si cagano i pantaloni veramente. Va bene. No, bene. Lasciamo da aula a Antonio Di Luglio per osservare. Antonio. Vi ringrazio per essere intervenuti questa sera. Grazie a voi questo per incontro insomma, che è stato abbastanza, come dire, discusso. Si sono aperti dei temi molto interessanti, secondo me, per quanto riguarda il confronto di questa forma d'arte popolare che si chiama gobula, ma che ha altri nomi, come abbiamo visto ha altre provenienze, per cui secondo me bisognerebbe fare, come dice il professor Spano, uno studio più approfondito sulla gobula sassarese intanto, e su questa forma poetica così diffusa in Sardegna almeno. Così diffusa sia nella Sardegna che fuori, che in Spagna, che in Corsica, eccetera, eccetera. Quindi per congedarci vorrei ringraziare la padrona di casa, Tiziana Marranci, che ci ha ospitato stasera con tanta pazienza. Poi vorrei ringraziare gli ospiti, il professor Spano, Antonio Arca, Mario Lubino e Clara Farina. Arrivederci. Grazie a voi. Adesso per far condicio beviamo un bicchiere di vino cinese. Arrivederci. Piacere, arrivederci. Ciao Mario, grazie. Grazie.